Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parlerò un po' di alcune circostanze, alcuni avvenimenti che stanno in un certo senso diventando importanti per molte persone che non erano abituati a queste situazioni, cioè molte persone, quasi il 99,9% della popolazione italiana non ha mai dovuto per fortuna affrontare momenti così, perché alcuni clienti mi hanno contattato in PVT per chiedere qualcosina a riguardo. Quindi il vostro Marietto fa subito una pillola di supporto. Però prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al famoso canale di Hildegarda, che ormai ha superato i 1000 iscritti, siamo a 1050 e questo è bellissimo, grazie a voi, grazie al vostro supporto, e anche al canale del vostro Marietto che ha raggiunto i 600 iscritti ed è felicissimo e vuole crescere come la Hildegarda. E poi vi chiedo di venire a iscrivervi anche nei gruppi Facebook, che li vedete qui sotto in descrizione, i link, e nel canale di Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 il vostro Marietto e il Hildegarda tengono un percorso esoterico in cui si possono entrare tutti, è gratuito insomma. E se vi scappa anche un super like è ben accetto, tira su di morale e incoraggia ad andare avanti il legale al vostro Marietto Veneziano. Bene, iniziamo un po' questa micropillola per dire che il vostro Marietto nelle scorse pillole ha messo in circolazione un circuito che aveva fatto il grande Picchi. Il Picchi, prima di lasciare questa vita terrena, aveva dato questo circuito di amore universale che in questo momento può essere utile a rinforzare e a rincuorare lo stato d'animo delle persone che magari non erano pronte per questo avvenimento. Questo amore universale ci dà la forza e l'energia e le onde di forma giuste per affrontare con tranquillità e serenità questi periodi. E in più il vostro Marietto cosa ha fatto? E lo ribadisco ancora, 5 anni fa, vedendo arrivare questa onda anomala dal 2020 al 2026-29, aveva già attivato un circuito, cioè più che un circuito, un PDF del nome Ceratini, Avvocato Ceratini. E perché Ceratini? Prima di tutto perché ha ripreso un po' il film di Don Camillo e Peppone, quando erano in piazza e parlavano dei tempi antichi, andati, della seconda guerra mondiale. Allora il vostro Marietto, per non sbagliare, ha preso proprio questo nome, Avvocato Ceratini. Non ha niente a che vedere con gli avvocati di oggigiorno, no? Ma in questo PDF cosa ci sono? Ci sono dei circuiti di difesa dello stivale, ma il Marietto ha visto anche che bisognerebbe sostenere le forze pubbliche, sia quelle armate che sia la Benemerita che le varie polizie di Stato, vigili. Perché? Perché loro sono esseri umani, hanno le stesse debolezze e problemi che hanno tutti gli esseri umani, e non perché portano la divisa, alcune volte sono stati un po' duretti, si deve pensare che siano indistruttibili. E quindi il vostro Marietto già ai tempi aveva scritto in questi PDF che se qualcuno lo scaricava nei tempi di pioggia sarebbe stato ideale che mettesse il nome magari di qualche come si dice, militare, oppure qualche poliziotto, carabiniere che conosce, e lo mettesse dentro come protezione, perché serve, alcuni PDF o ebook o circuiti radionici servono proprio per difesa delle nostre forze armate e chiaramente anche di noi. E quindi dobbiamo in certo senso ognuno fare la sua parte, e se qualcuno conosce appunto qualcuno delle forze dell'ordine, sarebbe bello se gli mettesse dentro sotto protezione il suo nome e la sua famiglia, così che anche i circuiti e le book del Marietto Veneziano con l'Avvocato Ceratino possano dare una mano, e indirettamente tutti noi diamo una mano insieme. Bene, questo è per capire anche che questo periodo di prova serve a tutti noi per il prossimo futuro, nel senso che, come vi ho detto, vostro Marietto, ci saranno dei momenti di montagne russe, no? Questo è la prima ondata leggerina, è come uno tsunami, no? Sapete, quando si ritira per poi arrivare una bella onda profonda e alta. Quindi questo qui è il primo avviso. Ne arriveranno altri, ma noi saremo a quel punto già belli tosti e preparati. C'è chi si sarà già comprato ad esempio la stufa a legna, se potrà chiaramente, c'è chi si sarà già fatto la scorta di miele, di vitamina C, di MSM e di circuiti, chi si sarà fatto ad esempio fare dei
riti operativi propiziatori, chi si sarà fatto fare delle indagini di protezione, chi avrà comprato degli amuleti e dei sigilli, insomma la prima ondata ci sta incominciando a svegliare, no? A svegliare e a capire che se siamo uniti ce la faremo, e se invece lavoriamo ognuno per sé poi cadrà singolarmente, no? Poi un'altra cosa molto importante è cercare anche di, in un certo senso, invogliare le persone a venire nel gruppo di Telegram degli arcieri Bertolini del Degare Marietto Veneziano, così che possiamo in un certo senso divulgare anche un po' di esoterismo a persone che magari sono a digiune e fino all'altro giorno erano magari attaccate a Beautiful, alle PlayStation, a Xbox e non so io, ai blue jeans della moda di quel momento lì, e magari un aiutino anche questo gruppo in un certo senso lo darà. Bene cari amici, quindi tutti uniti, tutti pronti a scaricare i circuiti dell'Avvocato Ceratini, che sono gratuiti, in questo caso qui lo ripeto, quindi non c'è nessun costo da parte vostra se non quello di internet. Tutto quello che dice il Marietto nelle varie pillole è da ascoltare, o il The Guard, fa solo bene, chiaramente questo è tutto gratuito. Se invece si vuole qualcosa di personalizzato, chiaramente anche il Marietto veneziano e il The Guard vivono e devono avere degli introiti. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del The Guard Marietto veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, dove vi ripeto metto periodicamente anche i circuiti di cui dimostro e faccio ad esempio le pillole sul tubo e anche su Face. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!